Beh, qui diceva il fratello minore che lì sotto, lui era in casa da solo, era sotto e ha sentito camminare da quel punto verso di qua e sentiva il lampadario vibrare, perché quando cammini senti. C'è scricchiola tutto perché il pavimento è in legno. Quindi si sentiva sempre giù la credenza e le sedie soprattutto. Poi aveva visto la persona gobba, chiamiamola gobba, di là, tra le due sedie che ci sono ancora sull'altra stanza. C'è qualcuno qui? Sul letto? Chi è che si muove? Io no. Io Massimo faccio Ma così. io non sul piede tipo tu. Chi io no? No. Pensavo fosse stata la Chiara. Io stavo facendo solo così, ma non fa rumore questo. Pensavo fosse stata la Chiara. Non fa rumore questo. Pensavo fosse stata la Chiara. Non fa rumore questo. Pensavo fosse stata la Chiara. No. Io pensavo fosse stato tu. No, ero fermo. Io l'ho sentito là, tipo. Sì, verso di te, insomma. Temperatura, ma... Sì, ma con sto caldo. Sì. Cioè... C'è qualcuno che dorme qui? Che dormiva qui? Se si può fare un rumore. Qui oppure può farlo giù spostando le sedie o prendo un'altra della cucina. Si è fissata la luce. Grazie. Puoi fermare il rumore? Sei tu che spostavi le sedie e aprivi le ante della credenza? Se sì, ti puoi riavvicinare e far suonare di nuovo lo strumento? Ma c'è una piega là sul letto? O... Dove? Perché da qua la luce è come interrotta, il fascio di luce che fa. Ah, può essere, sì. Sì, c'è sotto, dopo non c'è nulla e può esserci una piega. Sto. C'è qualcuno qui che ha voglia di parlare con noi o comunque di raccontarci la propria storia? Se sì, puoi incrociare le bacchette per piacere? Sembra di no. Andiamo sull'altra stanza dove ci sono le due sedie. Vedi, questo avvalla quello che dicevamo prima. Ci volevano su perché non c'è niente. Vedi? Noi perdevamo tempo qui sopra, il caldo, se eravamo sfatti, vedi? Yes, Hai sbattuto le bacchette? sì. Fatto lei.
Ci volevamo qui sopra perché così poi ci smontavamo, non avevamo voglia di continuare, andavamo via, vero? Guarda. Grazie che ci sta rispondendo, perché sta confermando quello che pensavamo prima. Ti ringrazio. Ma chi sei che tu che rispondi? Chi sei? Sei la bambina? Era quello che voleva allontanarla da noi. Chiedili se è Marco. Sei Marco? No. Sei l'uomo anziano? L'ho sentito anch'io. Di qua? Sei un uomo? Devi fare tu le domande, se non rispondo penso. Sei un uomo? Ma se proviamo ad accendere l'agosto come prima insieme alle bacchette? Va bene? Dai su. Sì. Quindi riformulo la domanda. Dovevamo venire su per non parlare con Maddalena, giusto? Stronzo. Olè. Grazie. Adesso si aprono da sole. Madonna, mi è sembrato che mi si muovesse la panca sotto il culo. Sì, può essere. Quindi qui sopra non c'è nulla. Ci volevate qui perché così andavamo via prima e non parlavamo con chi ne abbiamo parlato. Vedi? Chiedigli se ha un motivo specifico o un motivo valido per averlo fatto. Cioè per non farci sapere. No, non so come spiegarmi in italiano corretto. Sì, è che devi fare una domanda precisa perché o è un sì o un no, Sì, quindi sì, sì. Se c'è un motivo particolare. il motivo secondo me è perché noi in questa dimensione non possiamo sapere o non volete che noi sappiamo cosa succede nell'altra, vero? Sì. Sì. È quello. Soprattutto perché noi non dobbiamo sapere che esiste l'altra dimensione finché siamo in questa qui. Giusto? Grazie. Adesso noi stiamo parlando con l'entità che non voleva che sapessimo, giusto? Grazie. Prova a chiedere se stiamo parlando con qualcun altro a caso e vedere cosa risponde. Che senso?
Tipo stiamo parlando con Marco, stiamo parlando con... Per caso stiamo parlando con... Penso che abbia già risposto. Stiamo parlando con Alberto? Vedi? Addirittura le ha proprio staccate completamente. Scusa se ho fatto questa domanda, però sai, volevamo capire. Stiamo dando fastidio in questo momento. No. Chi sei incuriosito da noi? Sei incuriosito dall'essere umano, da noi in questo caso qui, No, da quello che stiamo facendo o noi. da quello che stiamo facendo? Cosa c'è? Visto come tipo un orb gigante bianco venire su. È tipo un flash tantan, però potrebbe essere... Chi che si è mosso? No, e io ho fatto io così. Tu sai cosa stiamo facendo, vero? Per quello ci volevi... sì. Non volevi che parlassi. Guarda, tac, di nuovo sì. Però non capisco perché in questo momento sta interagendo con noi, se non dobbiamo sapere. Perché secondo me non vuole che parliamo con la bambina, ma cosa c'è? Lo vuoi? Lo vuoi? Però non è per forza un'entità cattiva. No, nessuno ha detto che è un'entità cattiva. Infatti, in realtà gli dico sempre che non è un'entità cattiva. È un'entità cattiva. Ma abitavi qui tu, scusami. Abitavi in una casa accanto? Abitavi nella casa vicino? Poi non è un abitante di questo, non è stato un abitante di questa dimensione. È corretto? Lui non era un essere umano. È una guida? Gli ha detto qualcosa? Non stiamo capendo. Sì, che Ma le entità angeliche che comunicano così. comunque non è mai vissuto in carne e ossa. Vero? Sì. Ma le guide sono state, e anche gli angeli comunque, tutti sono stati bene o male, Lui dice poi. prima umani, cioè umani nel senso, si sono incarnati, ecco. Giusto? Apri le bacchette perché c'è un attimo che vuole fare una mano. Grazie. Tu non sei mai nato. Tu ti sei incarnato? Sei solamente energia, sei nato ma come energia, non come essere umano. Lo spirito? E se fosse stato un bambino che è morto prematuramente?